Un saluto agli amici di Guida ai Campionati, siamo con Andrea Tonon, portiere Buonasera. del Vittorio Falmec. Allora Andrea, com'è andata la partita oggi? 3-0 sulla Liventina Gorgense. Sì, pensavamo ci potessero impensierire un po' di più, siamo stati bravi a concretizzare le azioni che abbiamo avuto e poi è venuto tutto da solo, insomma. Poi sul secondo tempo, quando abbiamo fatto 2-0, diciamo che è stata in discesa, fra virgolette. Sull'1-0 hai avuto quella parata sul rigore decisiva, diciamo. Ma diciamo che conoscevo un po' come calciava i rigori De Cecco. Sono stato fortunato e comunque non l'ha angolata tanto e quindi ci sono arrivato comodo. Squadra che ha subito solamente 8 gol in 24 partite. Merito, diciamo, una volta in più anche dei portieri. Beh, diciamo che siamo tutti che remiamo dalla stessa parte, perché comunque se non hai una squadra che ti supporta, anche la difesa fa fatica. E quindi siamo stati bravi, anche oggi una volta in più, a non concedere grosse palle agli avversari e comunque anche centrocampo e attacco ha fatto il suo, insomma. Adesso ci aspettano 3 settimane di pausa, 2 diciamo, Sì, 2 settimane. e con 6 partite al termine, come la Ma vedi? oggi anche dietro hanno pareggiato, quindi siamo tornati a +9 nonostante il mezzo passo falso di mercoledì. Adesso abbiamo l'Istrana subito dopo la sosta. Appena passiamo quella, dai, in qualche maniera dobbiamo passare indenni, insomma, la trasferta di Strana e dopo tireremo le conclusioni. Insomma, abbiamo le ultime 3 in casa dove esprimiamo un gioco più proficuo, fra virgolette, e quindi non dovremo avere grossi problemi, sempre facendo i scongiuri del caso, insomma. Ringraziamo Andrea Tonon e in bocca al lupo. Reti.